Ben ritrovati cari amici, buon 2014. Per quanto riguarda il tempo, inizierà un fine settimana caratterizzato da tempo parecchio incerto, anzi anche brutto, soprattutto al nord. Per capire cosa accadrà, utilizzerò anzitutto una mappa in quota circa 5.500 metri con i colori in verde. Sui settori occidentali si indica appunto una saccatura che si avvicinerà da noi, si attiveranno correnti in quota da sud-ovest e noi questo porterà a un peggioramento del tempo che già nella giornata di sabato porterà parecchie precipitazioni. Questa è una mappa che fa vedere le precipitazioni che interesseranno soprattutto il centro-nord, con piogge anche abbondanti sui settori pedemontani montani e quota neve che nelle zone alpine farà sì che oltre 1.000 metri, 1.200 metri sul nord-ovest, oltre 1.600 metri sul nord-est ci saranno degli accumuli di tutto interesse. Per quanto riguarda il nord-est possiamo dire che la giornata peggiore sarà quella di sabato. Ci saranno piogge intense, neve oltre 1.600-1.800 metri con accumuli anche superiori ai 60-70 mm sulle aree montane e pedemontane. Domenica la situazione gradualmente migliorerà, specialmente nel corso del pomeriggio. Direi quindi che vivremo un fine settimana, il primo fine settimana del 2014 all'insegna del brutto tempo, però le prospettive sembrano positive a partire dal 6 gennaio, giorno della Befana, quando potrebbe arrivare un'alta pressione. Con ora ho detto tutto, auguro un buon fine settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.